15 giugno 2018 è la data delle nozze tra Unindustria Treviso e Confindustria Padova. A confermarlo la presidente degli industriali trevigiani. Noi oggi stiamo lavorando insieme per andare a una organizzazione più allargata tra Padova e Treviso. Non lo facciamo semplicemente per i numeri, sarebbe estremamente banale, è perché riconosciamo in questi due territori una capacità di poter lavorare insieme, una complementarietà perché siamo complementari e soprattutto il fatto che a tutti e due, a questi due territori, piace molto guardare avanti, perciò noi siamo gente che vuole guardare avanti. Numeri che porteranno l'associazione al secondo posto in Confindustria, dopo Milano. Noi dobbiamo tirare fuori la voglia di fare impresa, di avere coraggio, puntare sui giovani, creare economia, un'economia che però voglia bene e sia inclusiva, voglia bene per tutti. Ecco, questo è il concetto e quindi mettere assieme l'imprenditore, mettere assieme le istituzioni, mettere assieme tutto il nostro ambiente socio-economico. Noi dobbiamo fare questo. Un'unione confermata già ieri quando negli stabilimenti storici della Pagnossin si è discusso sul futuro dei capannoni che la crisi ha svuotato e la linea è stata recuperare dove è possibile anziché abbattere. Un concetto legato alla legge regionale sul consumo zero del suolo, pensata per bloccare le nuove colate di cemento. Siamo gli unici in Italia a avere questa legge e vuol dire che piuttosto che andare a occupare ancora 1 metro quadrato di terreno libero agricolo è bene distruggere il vecchio che abbiamo e ricostruire sul vecchio. Quindi la riqualificazione, come in questo caso di questa vecchia archeologia industriale, piuttosto che di altre realtà. Vorrebbe dire anche dare valore ai beni vecchi, vetusti, che magari non hanno mercato, ma nel momento in cui non ci sono più aree libere qualcuno si deve andare a demolire e comprare la cubatura. Un'altra delle possibilità che verrà ulteriormente garantita da un Veneto più autonomo. Questo va nella direzione dell'autonomia e noi 22 comunque come veneti lasciamo perdere i partiti fanno le loro campagne, ma noi come veneti siamo chiamati a esprimerci. Più forza abbiamo, più le urne sono piene, più forza abbiamo con Roma.